L'assemblea in parrocchia a Bocca di Strada, poi lo sciopero di 4 ore davanti ai cancelli di quella che è la sede principale del nord-est della Sirti, Mareno di Piave. La società che si occupa di reti di telecomunicazione e ha attraversato quasi un secolo di storia italiana ha annunciato a livello nazionale il taglio di un lavoratore su 4 e sono scattati da Trento a Palermo 3 giorni di mobilitazione. Su 3.692 lavoratori ha deciso di comunicare il licenziamento di 833 lavoratori. Questo da parte del sindacato è inaccettabile. Chiediamo a Sirti di ritirare i licenziamenti e di aprire un tavolo al Ministero per discutere come riuscire ad uscire da questa situazione di stallo. Una commessa per team ridotta del 20%, costata in termini economici 60 milioni di euro, spiegano i rappresentanti dei lavoratori che già nel 2010 avevano dovuto affrontare una grossa crisi sul piano occupazionale. In Veneto le sedi sono 3, Mareno, Soave nel Veronese e Lentiai nel Bellunese, per un totale di circa 250 dipendenti. Sulla macro regione che comprende Veneto, Trentino, Marche ed Emilia sono 94 esuberi, ma nel nostro cantiere, essendo numericamente maggiore, si prevede che siano più o meno all'incirca una trentina. A Lentiai lavorano una ventina di operai, gli stessi che hanno fatto uno sforzo enorme dopo l'ondata di maltempo di fine ottobre per ripristinare le linee telefoniche nelle aree colpite. Ci siamo sobbarcati tutto il lavoro di emergenza che c'è stato nella zona del Bellunese, senza nessun riconoscimento. Abbiamo lavorato ore e ore, rischiando anche la pelle, poi, perché sinceramente erano lavori un po' particolari, però adesso siamo su questa situazione e ci siamo anche noi, insomma. I lavoratori lanciano un appello ai politici veneti, ma non solo. Anche a chi ci ascolta di unirsi a noi, alle nostre famiglie, perché abbiamo veramente bisogno di tutti, ecco, anche dell'opinione pubblica.